Una campagna elettorale che sta entrando nel vivo del dibattito politico, stiamo vedendo tante le tematiche. Uno dei temi che lei ha sempre portato avanti e che chiaramente necessita per la nostra provincia è quello della sanità. Quali sono le sue idee in merito? Ma una campagna elettorale che ormai è veramente nella fase più delicata, campagna elettorale tra l'altro difficile per tutto quello che noi sappiamo, per il disagio che tanta gente vive, per il problema della disoccupazione, ma anche per il mal di pancia che tanta gente in questo momento ha e che magari attraverso il voto vorrebbe in qualche modo protestare utilizzando il voto. Io ritengo che in questo momento così delicato, soprattutto per il futuro nostro, dei nostri figli e dei nostri nipoti, credo che questo sia un momento di riflessione profonda, perché mai come in questo momento il voto è una cosa veramente seria, dove ognuno deve sapere scegliere non solo il candidato presidente che potrà guidare nei prossimi 5 anni questa regione con tutte le difficoltà che ci sono, ma sapere scegliere anche gli uomini che possono rappresentarli nel migliore dei modi. Ecco perché io, insomma, quando giro in questa campagna elettorale in tutto il territorio agrigentino, invito proprio le persone a riflettere profondamente, perché questa è una scelta che inciderà o comunque peserà nei prossimi anni. Detto questo, la sanità è un argomento a me molto caro per varie ragioni, perché insomma, sono stato un operatore della sanità, nella mia ultima esperienza regionale ho anche svolto le funzioni di vicepresidente della commissione sesta, quindi della sanità, quindi mi sono occupato prevalentemente di questi problemi. Abbiamo lavorato tantissimo in commissione, devo dire che anche la rete ospedaliera è un risultato che va a merito dell'intera Commissione. Noi abbiamo lavorato in lungo e in largo, abbiamo girato tutto il territorio, abbiamo incontrato i vari sindaci, abbiamo incontrato le organizzazioni sindacali, i rappresentanti, i direttori generali delle ASP, insomma, quindi abbiamo fatto veramente un lavoro coinvolgendo tutte le istituzioni e tutti coloro i quali comunque hanno una responsabilità nel territorio. E abbiamo disegnato una rete ospedaliera, certamente confrontandoci col Ministero, il Ministero della Sanità, con la Lorenzin, che è stata, devo dire, molto vicina alla Sicilia, neanche compreso le ragioni delle nostre richieste, che sono state la gran parte anche esitate positivamente, e quindi oggi siamo in possesso di una rete che nei prossimi mesi ci darà i risultati che noi attendiamo da anni, perché noi veniamo da anni di tagli alla sanità, per cui i concorsi nelle zone sono stati fatti numerosi tagli anche dal punto di vista proprio delle risorse finanziarie, quindi con sofferenza di tutto il sistema, perché purtroppo la spesa anni fa era andata fuori controllo, per cui era necessario rientrare. Fatto tutto questo, adesso con la rete sicuramente ottimizzeremo l'offerta di cura, quindi con tutta una impalcatura che è stata prevista dai DEA di secondo livello ai DEA di primo livello, quindi per intenderci ospedali hub cosiddetti, poi gli ospedali SPOC che sono quelli di primo livello e poi i presidi ospedalieri di periferia. Insomma, è con un sistema della urgenza-emergenza che è molto più attenta e quindi molto più efficiente e che dovrebbe soddisfare quella che è la nostra utenza. Questo è quello che noi, insomma, riteniamo di poter portare avanti per i prossimi 5 anni.